Gemona è sotto shock per la morte di Matteo Pittana, 20 anni, intrappolato nell'auto su cui viaggiava insieme a due coetanei, finita nella notte nel canale Ledra dopo essere uscita di strada. E un'altra giovane vita spezzata, una famiglia distrutta dal dolore. Poco prima delle 3 del mattino, 3 giovani viaggiavano su questa strada, via delle Turbine, quando per cause in corso di accertamento chi guidava ha perso il controllo della BMW, non riuscendo più a fermarsi prima di andare a schiantarsi contro lo spigolo del guardrail e volare giù. L'impatto e la caduta non hanno causato gravi conseguenze ai due che sedevano davanti, usciti autonomamente dall'abitacolo, mentre Matteo Pittana non ha avuto scampo. I sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l'auto completamente immersa e la vittima nei sedili posteriori con le cinture allacciate, ormai priva di vita. La BMW su cui i 3 ragazzi viaggiavano è un modello a 3 porte, senza la possibilità per chi siede dietro di aprire la portiera e mettersi in salvo. Nessuno, tra i pochi abitanti della zona, si è accorto di nulla. Niente, assolutamente. Ho visto solo stamattina passando su un carro attrezzi la macchina. Ma questa è una zona in cui passano molte macchine, cosa si va a fare lì da quella parte? O vanno giù per andare verso il ponte o se no vanno a fare delle passeggiate e lasciano le macchine qua e nient'altro. Per ricostruire la dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Tolmezzo, escluso il coinvolgimento di altre auto. La causa potrebbe essere l'alta velocità. La BMW avrebbe percorso la strada asfaltata per immettersi sul tratto iniziale di sterrato su cui l'auto potrebbe aver perso aderenza schizzando impazzita ormai fuori controllo. Secondo alcune informazioni, i 2 ragazzi, usciti illesi dallo schianto, avrebbero chiesto aiuto nelle vicinanze e solo un'altra persona avrebbe poi contattato il numero di emergenza. Sarà importante stabilire sia la dinamica esatta che accertare le cause della morte di Matteo per definire anche la posizione dei 2 ragazzi superstiti.